Il 12 settembre per me è un giorno importante perché è un nome mio, quindi festeggiamo Santa Maria. Santa Maria per me è un giorno di festa, ma non solo per il mio onomastico. Siccome in famiglia teniamo una mente molto fantasiosa, ci chiamiamo tutti quanti Maria. Mi chiamo Maria, mia mamma, mia nipote, la figlia di mio figlio si chiama Maria, mia nonna si chiamava Maria. E oggi è proprio a essa che voglio dedicare questa torta caprese al limone. Buongiorno di Santa Maria, a casa della nonna mia stavano 7-8 creature. Come diceva Maria, si giravano 7 creature. Maria e Nunziella, Maria e Peppino, Maria e Salvatore, Maria e Carmine. Ma ci scordate quando Maria erano? Ma la preferita la nonna mia, i Giussacci, e lì. Sapete perché? Perché ieri là che stava a casa in due palazzi, saglieva, scendeva. La nonna mia, quando mi pareva che stava nervosa, diceva che era bella mamma. E niente, no. E si diceva, vieni in braccio a me. Teneva una seggia vicino alla finestra, ci stava una lenzetella di sole. La nonna mi pigliava in braccio e mi rattava in capo. Che in mano la nonna mia in dei capelli miei, ore e ore e ore, non mi scordo mai più. L'ha chiamata assai. E oggi questa torta è piessa. Pigliate carta e penna e venite appresso a me. Questa caprese al limone la facciamo con 6 uova, 250 g di farina di mandorle, 200 g di zucchero, un limone grattugiato, vanillina, qualche goccina di miele, un po' di estratto di succo di limone, 200 g di cioccolato bianco e 100 g di burro. E io ci metto anche un bel bicchiere di limoncello che lui l'ho fatto io, ovviamente. Iniziate a sciogliere il cioccolato e il burro lentamente. Separate gli albumi dai tuorli e iniziate a montarli a neve. Adesso i 6 tuorli con lo zucchero e la vanillina e fate una bella cremina. Adesso unite il cioccolato e il burro che avete squagliato, che avete fuso prima, ok? Ecco qua. E vi fate un'altra mischiata. Poi unite la farina di mandorle. Voi potete usare anche le mandorle. Io ho usato la farina, ok? Le mandorle intere le frullate e ottenete lo stesso risultato. La farina di mandorle è più facile e veloce. Adesso unisco un po' di limoncello, quello là che ho fatto io, a così, a occhio. Poi ci metto anche un po' di estratto di limone perché mi piace. Ecco qua. E qualche goccina di miele. A così, a occhio. Una bella rattata, già sapete, vi faccio perdere prima che esci da casa, perché ve la fa è d'obbligo. E facete tutto un misca Francesca. Man mano che miscate, ci unite anche i tuorli che avete montato a neve, piano piano dall'alto verso il basso, a così, e li incorporate. Se volete ci potete aggiungere anche una bustina di polvere lievitante per dolci. Diciamo la metta verità, aspettate. Ecco qua. Viene più alta e più soffice. Ecco qua. E mo girate piano piano. Fate incorporare bene gli albumi che avete montato a neve. Ecco qua. E mo arrovagate tutto dentro un bel ruoto. Questo è 32 cm di diametro. Ecco qua. E adesso in forno a 175 gradi per 40 minuti. Eccola qua ragazzi, è pronta. Io vi auguro una buona giornata a tutti quanti. Un bacione a tutte le Marie, Marittelle, Mariucce. E io per mia nonna ero Maria Ernestina,
che mio padre si chiamava Ernestino, quindi ci distinguevano ognuno di noi con i nomi del padre e della madre. Un bello bacione e buona giornata a tutti quanti.